Alleluia, gloria al Signore. Non sarà lungo, un piccolo pensiero, così come lo troviamo scritto in Isaia, capitolo 30. Alleluia. Isaia, capitolo 30, leggeremo dal verso 15 fino al verso 26. Isaia, capitolo 30, dal verso 15 fino al verso 26. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la santa parola di Dio. Signore sia lodato, poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Avete detto no, noi galopperemo sui nostri cavalli, e per questo galopperemo, e cavalcheremo su veloci destrieri, e per questo quelli che vi inseguiranno saranno veloci. 1000 di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo, alla minaccia di 5 vi darete alla fuga, finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come uno stendardo sopra un colle. Tuttavia, il Signore desidera farvi grazia. Per questo sorgerà, per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui. Sì, o popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non piangerai più. Egli, certo, ti farà grazia all'udire il tuo grido. Appena ti avrà udito, ti risponderà. Il Signore vi darà, sì, del pane d'angoscia e dell'acqua d'oppressione, ma quelli che ti insegnano non dovranno più nascondersi, e i tuoi occhi vedranno chi ti insegna. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Considererete come cose contaminate le vostre immagini scolpite, ricoperte d'argento, e le vostre immagini fuse, rivestite d'oro. Le getterete via come una cosa impura. Fuori di qui, direte loro. Egli ti darà la pioggia per la semenza con cui avrai seminato il suolo, e il pane che il suolo produrrà, saporito e abbondante. In quel giorno il tuo bestiame pascolerà in vasti pascoli. I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno foraggi salati, ventilati con la pala e il ventilatore. Sopra ogni alto monte e sopra ogni elevato colle ci saranno ruscelli, acque correnti, nel giorno del gran massacro, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà 7 volte più viva, come la luce di 7 giorni assieme, nel giorno che il Signore fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la piaga da lui fatta con le sue percosse. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, scomodatevi pure. Gloria a Dio. Isaia si trova a profetizzare in un periodo particolare della storia di Israele. Era un periodo nel quale Israele era traviato, si era allontanato dalle vie del Signore, era minacciato da una potenza, dagli Assiri, e invece di rivolgersi al Signore, invece di accettare l'aiuto che Dio poteva dargli, aveva pensato di rivolgersi all'Egitto, alleandosi con l'Egitto per contrastare quest'altra minaccia degli Assiri. E al primo verso dice il Signore: guai, dice il Signore, ai figli ribelli che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato sul peccato, che vanno giù in Egitto
senza aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del faraone e cercare riparo all'ombra dell'Egitto. Come Dio li aveva fatti uscire dall'Egitto. E invece il popolo di Israele, in una determinata situazione, pensò bene di rivolgersi di nuovo al faraone, all'Egitto, perché forse erano stati là, magari l'Egitto ci aiuterà. Oh Signore, abbi pietà di noi. Quando siamo lontani dalla grazia di Dio, non ci viene facile sapere a chi rivolgerci, vero? Ma guardiamo a tutti, guardiamo all'uomo, guardiamo alle cariche dell'uomo, al potere che certi uomini possono anche avere. Eppure, fratelli, nessuno ha il potere che ha Dio. Dio è l'Onnipotente. E invece di dire in una determinata situazione, nei problemi, nelle difficoltà, io so a chi rivolgermi, guardiamo attorno a noi, invece di alzare il nostro sguardo verso il cielo. Io alzo gli occhi verso il cielo. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Amen. Quindi, invece di guardarti attorno, dobbiamo imparare a rivolgere il nostro sguardo al cielo. Rivolgiamoci al Signore. Alleluia, ma non è facile. Quello che complica questa scelta è la lontananza che da giorni, da settimane, da mesi e da anni stiamo vivendo verso il Signore. Non trascuriamo il nostro rapporto con Dio. A volte, sapete, i giorni diventano settimane, le settimane diventano mesi, passa il tempo, i mesi diventano anni ed è sempre più difficile tornare al Signore. Alleluia. Ora il Signore aveva fatto una richiesta al suo popolo. Qual è questa richiesta? Tornate a me. A me. Il Signore fa questa richiesta: tornate a me. In questa richiesta c'è tutto l'amore suo per noi. Alleluia. Tornate a me, perché nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Che meravigliosa questa parola. Ascoltate, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Quando sei vicino al Signore non entri nel panico e nella confusione, come era entrato nel panico e nella confusione Israele, perché era lontano da Dio. Ma quando sei vicino al Signore sai che devi solo stare sereno. O no? Perché senti la sua presenza, ti senti anche sereno. Nel tornare a me e nello stare sereno sarà la vostra salvezza. Non dovevano fare niente il popolo di Israele, invece dice: voi non avete voluto, ma avete respinto il mio aiuto, avete preferito l'aiuto dell'Egitto, avete detto: noi galopperemo sui nostri destrieri, come dire, abbiamo una cavalleria, noi combatteremo confidando sul nostro esercito e sull'alleanza del faraone, dell'Egitto. E dice: Signore, voi continuate a galoppare, volete galoppare? Galopperete. I nostri destrieri sono veloci, quelli delle vostre bici saranno più veloci. Gloria al Signore. Però dice: tuttavia, nonostante questo, tuttavia, il Signore desidera farvi grazia. Che bella questa parola, tuttavia. Vuol dire nonostante tutto, nonostante quello che siete, nonostante voi non meritiate, tuttavia il Signore desidera farvi grazia. Alleluia. Per questo sorgerà, per concedervi misericordia. Gloria a Gesù. Perché il Signore è un Dio di giustizia.
Alleluia. Beati quelli che sperano in Lui. Alleluia. Gloria al Signore. Questo doveva fare il popolo. Tornare a Dio. Riflettere. E dire, ma noi siamo il popolo di Dio. Perché confidare sui nostri eserciti, sull'alleanza con l'Egitto, il Faraone? Noi siamo il popolo di Dio. O no? E cosa devi fare tu quando sei nelle difficoltà? Poter affermare con decisione: io sono una figura di Dio. Io sono un figlio di Dio. Amen. Io andrò ai piedi del Signore. Io cercherò il Signore. Io chiederò perdono al Signore. E so che il Signore mi ascolterà. Amen. Alleluia. Perché voglio tornare a Lui. Perché nello stare ai piedi del Signore io riconosco i miei fallimenti. Amen. E noi falliamo. Non vorremmo fallire, però falliamo. Non vorremmo comportarci in un certo modo, però siamo inclini a comportarci come dispiace al Signore. Alleluia. Tuttavia il Signore desidera, come c'è scritto, farvi grazie, e io voglio dire farci grazie. Alleluia. Per questo sorgerà, per concedervi misericordia. Dio ha mandato il suo figlio per questo, per darci, concederci misericordia. In Cristo Gesù noi abbiamo la grazia di Dio. Alleluia. Alleluia. Sì, popolo di Sion che abiti a Gerusalemme, tu non piangerai più. Sono parole di consolazione, vero? Alleluia. Egli certo ti farà grazia ad udire il tuo grido. Addirittura è scritto: appena ti avrà udito ti risponderà. E questo è il rapporto che Dio desidera per ognuno di noi. E dobbiamo essere nella condizione che appena gridiamo il Signore ci ascolta. E dobbiamo essere certi di questo. Alleluia. Ma tutto dipende da ciò che noi scegliamo. Amen. Dio ci offre la sua grazia. Sei disposto ad accettare? O vuoi fare di testa tua? Ma voi non capite. Sì, è vero, noi non capiamo. È vero, tu non capisci. È vero, io non capisco tante cose. È vero. Ma una cosa so, che servo il Dio onnipotente, che può ogni cosa, il Dio che ha aperto il Mar Rosso e ha fatto attraversare il suo popolo l'asciutto. Io so che servo il Cristo che vive, era morto ed è risorto. Io so che servo il Cristo che mi ha promesso lo Spirito suo e l'ho ricevuto io. Questo so, quelle altre cose non le capisco. Io so che Dio è fedele. Io so che Dio è sempre stato fedele con me. Lo è stato, lo è. E voglio dire con fiducia, per il futuro sarà ancora fedele, sì. Amen. Ma tu cosa scegli di fare? Perché io non capisco tante cose, ma tu cosa scegli di fare? Gloria al Signore. C'erano due sorelle. Una si chiamava Marta e una si chiamava Maria. Gesù andò in casa di queste sorelle. Una, Maria, rimase ai piedi del Signore per ascoltare. Gesù parlava, chissà quante belle cose aveva detto. E Maria stava lì ad ascoltare, non si sarebbe mai alzata. Invece Marta, con gli atti, doveva sparecchiare, mettere a posto. A un certo punto Marta dice a Gesù: Maestro, ma ti sembra giusto che io mi affatico? Vedi che sto lavorando e mia sorella invece di darmi una mano, cosa sta facendo? E lì, ai piedi tuoi, ma cosa sta facendo? Dille che mi dà una mano. Marta, Marta, tu ti affatichi e ti agiti per molte cose. Maria ha scelto la parte buona, non gli sarà mai tolta. Amen. Alleluia. Cosa ha scelto Maria? Di stare ai piedi del Signore. Cosa ha scelto?
stare ai piedi del Signore. Cosa scelgo? Se devo aspettare, voglio aspettare ai piedi del Signore. Se il Signore mi dice aspetta, io aspetterò, ma ai piedi del Signore. Se il Signore mi esaurirà subito e terminerà subito, gloria a Dio, sarò felice. E se il Signore mi dice no, devi sopportare la prova, devi affrontarla, ma io sarò con te, amen, accetterò lo stesso quello che Dio permetterà nella mia vita. Alleluia. Ora, ancora promesse di benedizione per il popolo di Dio. Quando dice, voi quando camminerete a destra o a sinistra, udrete una voce che vi dirà, questa è la strada giusta. La senti questa voce? Ti senti sulla strada giusta? Io mi sento nella strada giusta, perché sto seguendo Gesù. Perché Gesù è la via, la verità e la vita. E non c'è un'altra via che conduce al cielo. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco, quando cambi direzione, invece di andare dritto, destra, sinistra, lo Spirito Santo ti fa sentire che cosa? Lascia quella direzione, ritorna sulla strada, questa è la strada giusta. Amen? Ecco la guida del Signore Dio ci guida. Alleluia. Sono promesse di benedizione anche riguardo a ciò che sarà quando saremo alla presenza del Signore. La luce della luna sarà come la luce del sole. E la luce del sole sarà 7 volte più viva. Perché? Perché un giorno saremo davanti alla presenza di Dio. Sarà sempre giorno. Sarà sempre luce. Perché Dio è luce, vero? Alleluia, Dio splende. Alleluia, sarà sempre mattina, non ci sarà mai notte. Alleluia, ma soprattutto, fratelli e sorelle, Dio guarirà la piaga. Da lui fatta con le sue percosse. A volte il Signore permette delle percosse nella nostra vita, perché poi possiamo riflettere e ritornare nei suoi piedi. Amen? Ma quando il Signore permette delle percosse, quando veniamo feriti, non ci lascerà mai il Signore a morire. Come dire, questo è quello che merito. Tuttavia, il Signore desidera farvi grazia, il Signore sempre si avvicinerà, perché gli sei costato, sei prezioso ai suoi occhi, nonostante i tuoi fallimenti, nonostante i tuoi errori, nonostante le tue decisioni, sei prezioso agli occhi del Signore. Perché? Perché Gesù ha versato il suo sangue. Amen? Gesù ha pagato un prezzo che nessuno poteva mai pagare, ha versato il suo sangue, ha dato la sua vita, ha sopportato dolore, sofferenza per amore di tutti. Alleluia. Salmo dice 103, se non ricordo male, come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è Dio verso di noi. Amen. Egli non ci tratta secondo quello che noi meritiamo, ma ci tratta sempre con il suo grande e infinito amore, che mai verrà meno. Amen. Gloria al Signore. Ecco il valore di queste parole che abbiamo letto al versetto 5, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Amen. Ma io non voglio che il Signore mi dica ma tu non hai voluto, che voglio accettare l'invito che viene da parte del Signore. E se il Signore mi richiama ai suoi piedi, io non voglio dire al Signore ma cos'hai da richiamarmi? Cos'ho che non va? Dove ho sbagliato? Come io ti prego a casa ogni tanto, come io leggo la tua parola a casa ogni tanto, ma come io faccio del bene quando posso e quando vengo. Se il Signore mi dice devo tornare a Lui,
io devo tornare a voi. E non voglio avere in me un'opinione più alta di quello che dovrei avere, perché né io né voi né noi né nessun altro è perfetto. L'unico perfetto è dato in croce, è dato la sua vita per noi che siamo imperfetti. Quindi nel tornare a me, nello stare sereni, sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Vogliamo ringraziare il Signore? Alleluia, sempre il Signore ci parla. Alleluia. A volte il Signore ci chiama, ci richiama, ci rimprovera, ma sempre ci mostra il suo amore. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo